Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Benvenuti amici di Mattoscacco in questa nuova puntata di Missione 1500 punti. Siamo qui con il nostro amico Patrick. Ciao a tutti. Ciao, cerchiamo sempre di raggiungere questo benedetto traguardo. Qui dietro vedete, non so se si vede o se sarà tagliata, c'è una bellissima scacchiera. La stessa scacchiera la potete trovare su reame.eu, dove ci sono scacchiere pregiatissime di legno bellissime, quell'acquisto che fai una volta nella vita e poi vi rimane per sempre. E niente, Patrick, come sta andando? Dici tutto. No, è molto male. Molto male perché allora, secondo me il mio problema è con l'Harlequin appena si escono fuori dalle linee, perché a differenza della francese, che l'ho masticato in preview perché davo sempre solo a quella, quindi ho fatto un botto di partite con quella lì, e l'Harlequin è relativamente nuova, anche se abbiamo fatto qualche puntata, la sto già non padroneggiando, però la sto giocando da qualche mese, ma è praticamente fresca rispetto a tutti i mesi che ho passato sulla francese, e infatti noto proprio questa uscita fuori delle linee, cioè proprio le vado quasi tutte a perdere con quelle. Adesso sono calato di nuovo a 1130, ti avviso. Ok. E mentre mi stavano accompagnando a casa, perché come sai sono senza macchina, quindi purtroppo non sono indipendente attualmente, mentre ero in macchina ho detto ciao, approfittiamone, mezz'ora di viaggio, facciamo qualche partita. Mai l'avessi mai fatto. Ma proprio errori stupidissimi. E peccato perché una la stavo secondo me vincendo, forse l'ultima, e mi sono fatto fregare l'alfiere, che ho detto sì, tanto adesso appena arrocca che comunica le torri, ok. io do il mio alfiere così almeno sono a posto. Spoiler, ha arroccato, non gli ho mangiato l'alfiere, l'ho perso secco. Ok, tutto chiaro. Allora, oggi Con la la London puntata però zero, cioè nel senso non mi sembra di avere questi grandi problemi, se non quelli che mi hai fatto notare tu già la scorsa puntata, quindi nel senso che penso che sia quello il mio obiettivo, cioè penso di aver capito il piano del mio avversario, invece poi non avevo capito assolutamente una bega. Ok. Allora, oggi la inquadrerei in questo modo la puntata. Andrei a lavorare sulle tue partite che hai giocato. Vediamo Sì. soprattutto quelle da nero, perché secondo me devi capire esattamente come impostarla quella difesa, che come tutte le difese moderne dove stai indietro, fai avanzare coi pedoni il tuo avversario, come abbiamo detto forse già più volte, in queste difese dove sei a corto di spazio è più difficile giocare rispetto a quelle dove c'hai lo spazio, cioè c'è poco da dire, che sia un principiante o un professionista sono più difficili da giocare, quindi se sbagli il senso, sbagli questa roba qui, poi diventa una catastrofe, però Con l'ippopotamo non trovavo quella difficoltà là, cioè dovrebbe essere più o meno facsimile, sì, no? Cioè però fare arretrare. sì, è vero. Il problema dell'ippopotamo è che a un certo punto non sai cosa fare. Penso, no? Finite quelle mosse classiche dell'ippopotamo e adesso? No, dai, ci sono due piani sulla ok. di donna, ci sono dei piani, però la vedo proprio più semplice da giocare con, cioè in assenza di spazio mi risulta più semplice giocarla cioè ormai non la gioco da secoli, da quando ero passato alla francese non ho più giocato alla francese. No, è carina, si può riprendere anche quella, si può riprendere. Però rispetto all'Harlequin mi ricordo questo, cioè proprio con l'Harlequin faccio cioè proprio mi sento già oppresso dopo 4-5 mosse, se escono fuori dalla linea che abbiamo studiato, cioè che mi ha fatto studiare. Ok. Ripetiamo anche per gli amici a casa che non è la difesa della vita questa, è una difesa che si può giocare tranquillamente fino ai 1900, già sui 2000 ti giocano l'anti-Harlequin e lì c'è poco da fare, gioca un pedone B3 torre C1. Buonanotte a tutti. C'è anche un bellissimo libro che tra l'altro trovate, giusto per sponsor, sullo store di Mattoscacco, la difesa Harlequin o Aliekin, mossa dopo mossa, e ci sono delle linee che io, pur avendolo studiato tutto questo libro, non mi sono mai sentito di giocare, perché sono delle linee dove addirittura a un certo punto esci con l'alfiere campo chiaro in E6 per farlo avanzare ancora col pedone e tornare a casa con l'alfiere.
quelle cose folli dove il nero veramente ha tantissimo spazio e anche l'autore del libro è molto molto onesto, non è che dice questa è la difesa della vita, quella difesa per ok, non è tuo. spiazzare. Come? Non l'hai scritto tu, No, questo è non so quale sia la sua categoria, però però sullo shop lo troviamo. sì. E niente, quindi per dire, no? È una difesa che porta fuori dagli schemi il bianco, perché diciamo che il bianco non la sa sempre giocare molto bene, no? Mi sa che ti sei frizzato. Anch'io ti vedo frizzato. Siamo Sì. frizzati entrambi. Però solo Ok, adesso ti solo il vedo. video, non la Adesso voce. ti vedo. Anch'io. E niente, quindi poi a un certo punto comunque dovremmo cambiarla. Però secondo me è un ottimo modo per spiazzare, perché l'avversario si aspetta i 4 e 5, si aspetta le solite robe, invece così secondo me dai quella roba in più. Bene, dai, proviamo a vedere un pochettino le partite. Io vado a cercarti su chess. Cercatelo anche voi, ragazzi. Non ho cercato. Ogni tanto qualcuno gioco che mi trova online, mi manda la richiesta. Infatti lo dico sempre, ragazzi, se mi trovate online mandate le richieste rapid, rigorosamente rapid, perché le idee ve le balzo tutte, perché se poi volete perdere qualche partita apposta, se è proprio così, cioè. no, non fatto. No, scherzo. Infatti mi è piaciuta molto la partita con il ragazzo 1400. Grande. Però cosa volevo dire? Ah sì, sono curioso di vedere con te la percentuale vittorie sconfitte con nero e bianco, che non sono andato a guardarmi, mi è venuto adesso in mente. Ok, condivido lo Cioè, schermo. così per vedere se c'è qualche abisso. Poi adesso vediamo, tipo vittorie col nero 30%. No, non lo so. Ok, eccolo qua. Allora, c'è questa statistica su chess direttamente? Sì, su statistiche rapid. Qua dovevano essere. Unità bianco. Ok, un 55% di vittorie, 42 sconfitte. Questi ultimi 90 giorni, però. Ok, Sì, che cioè è giusto, tutte le alla partite. fine. No, aspetta, scusa. Sì, però gli ultimi 90 giorni mi sa che è giusto. Ah, No. sì, perché da quando bene o male Esatto, per quello stavo dicendo. È giusto. Sì, quindi col bianco ovviamente va meglio, col nero quasi, diciamo, siamo lì 47,9, 48,3. Bene, percentuale. sarebbe bene invertire un po' la rotta. Va bene. Ok. Che comunque c'è un aumento di 190 punti, Cosa? Da quando avevo iniziato comunque sì, c'è un aumento di 190 punti. Sì, no, che poco. tanta roba, ma adesso ci ritorniamo in auge. Allora, io ho aperto un po' di ultime partite perse, perché tanto sono quelle dove si impara di più. E poi se volete spulciare, ragazzi, Special Iacco con la I di Juventus, potete farvi fatti di Patrick. E andiamo a vedere. Allora, vedi la partita? Sì, la vedo. Ok, questa forse è una delle ultime che hai giocato in macchina, che mi dicevi, no? Agliachinona. Vediamo. Beh, qui secondo me, cioè, questa è difficoltosa per te da giocare? No, fino a qua no. Ah, ok. Forse questa è una di quelle che ho giocato. Forse è l'ultima che ho giocato Cioè, in questa secondo me è macchina. la posizione da sogno, perché lui non ha più il cavallo per romperti le scatole alla donna. Dimmi come metteresti i pezzi. Tocca sempre al nero. Tocca sempre nero. Qua fianchetto, andrei di fianchetto, siccome ci sono le diagonali libere, e arroccherei poi dopo corto e farei uscire il cavallo in D7, però chiaramente prima fianchetterei sempre con cioè farei prima B6, C7 alfiere e poi B7 col cavallo. E perché questo non lo fai uscire sulla diagonale che c'è già? Alla fine ho fatto così, mi sembra, se non erro, perché intendo dire, siccome tocca sempre al nero che il bianco non muove niente, farei questa posizione qui. Chiaro che appena mi fa uscire il cavallo in F3, l'alfiere in G4 sta benissimo. Ok, e se ti dicessi che in questa situazione non è più Aliekin, non si gioca più secondo gli schemi dell'Aliekin, sembra più una scandinava, cioè mentre è scandinava hai 4 di 5. No, non conosco la scandinava. Ok, aspetta. O meglio, so che la scandinava dovrebbe essere quella fatta per eccellenza, tipo. Questa qua.
Questa è la Scandinava. E 4 di ok. 5 e il nero vuole subito. Solo che è una Scandinava migliorata, perché qui il bianco c'ha cavallo C3. Ma come è andata a noi? Questa è migliorata. Ok. Quindi quello che io vedo adesso, uscendo fuori dagli schemi appunto dell'Aliekin, eccetera, io vedo che posso giocare 5 per prendere il centro. Questo alfiere esce sulla diagonale naturale, questo esce sulla diagonale naturale, e non essendo una partita di donna, ossia dove il pedone di donna è più avanzato di quello di re, posso addirittura giocare subito cavallo C6 senza il bisogno di spingere prima C5, gioco cavallo C6 e avendo già tolto la regina, secondo me il rocco lungo è lì che chiama. E con il rocco lungo c'ho già una torre su colonna semiaperta. Per esempio, vediamo come va, guarda, vediamo come va. Ok, giochi alfiere G4, sono d'accordo. Alfiere 2, ok, qui G6 secondo me è un po' lenta, qui si poteva già E5. Quindi ricordati che qui, e perché non l'abbiamo più studiata poi nello studio, perché qui c'è poco da studiare, qui devi cercare le mosse migliori al di là di come in genere va l'apertura. La mossa migliore qui secondo me è E5, perché E5 li impedisce di 4. Oddio, può fare lo stesso se va ai cambi. Poi questa sicuramente ci sta, e poi come diciamo cavallo C6, l'alfiere qui andrà da qualche parte, poi a rocco corto o lungo, però forse il lungo. Quindi così, ok, ma non è questa mossa che ti ha fatto perdere, secondo me 5 era più. Ti ricordi quando ti capiterà questa cosa qui che non ci sarà bisogno del fianchetto? Sto proprio aspettando, ho detto adesso sto aspettando la prossima mossa, voglio proprio vedere la reazione. Sì. Allora, ok, torno un attimo indietro. Allora, questa è carina, chiaramente è un'inchiodatura. Ma se Però per dovevo esempio, ricordarmi appena roccasse. sì, per esempio, se lui faceva così, già te lo poteva fare. E tu avresti giocato? Lì in realtà stavo. Cioè, quello avesse roccato corto avrei valutato il sacrificio. Ok, Anche ci se può avevo stare solo due anche se è pezzi, prematuro. È prematuro, esatto, Sì, è prematuro, però. Oppure questa, e su avrei questa spostato la donna. rompo un po' le scatole, sì. Sì. Quindi mettere la donna qui, che tra l'altro ha poco spazio di muoversi, con una mossa che poi facilmente, ok, se ci cascava avevi ragione da vendere, ma noi dobbiamo sempre metterci nei panni che stiamo giocando contro il più forte giocatore del mondo che non ci cascherà mai. Se non ci casca, così come è andata, ci piace questa posizione. Io la vedo sempre in bilico, perché per quanto questa sia un'inchiodatura, io dico che questo qui prima o poi cade. Poi lascia stare che è caduto davvero. Infatti è andato proprio così. Però lasciare per troppe mosse una cosa potenzialmente prendibile, anche se non si può prendere, mi fa una paura matta. E infatti poi è successo questo. Ok, dai, diciamo che qui la colpa, diciamo, non è stata Poi è della andata a Lekin. perdere, cioè ho provato un po', ma Ok, va è bene, va quasi bene, va bene. inutile visionarla, diciamo. Va benissimo, nessun problema. Andiamo a vedere quest'altra, ancora il nero, ottimo, che ci serve da lezione. Ok, qui l'avevamo vista l'altra volta, non so se ti ricordi. Aspetta, questa l'aggiungo nello studio, o forse l'avevamo già aggiunta. Io mi ricordo che da qui spostavo l'alfiere, cioè minacciavo e poi dopo dovevo andare a coprire il centro perché eravamo usciti fuori dalla linea. Sì, con D5. Era D5, non Con E6. D5. Ok, se ti cattura, solita storia, se non ti cattura diventa una francese, 6, C5. Sì. E io ho fatto al contrario. Ok, ok, l'hai fatta comunque poi D5. Sì. Ok, Vedi. alla fine così, L'ho fatto al contrario, mi ricordavo fosse così, Ok, invece alla no, al fine contrario. così te la trovavi, non è cambiato assolutamente nulla. Se ti catturava con la presa al varco, in realtà avevamo visto che la prima consigliata, addirittura più che questa, era donna. Sì, era donna. Uscendo proprio un po' fuori dagli schemi classici, anche qui secondo me è un bel arrocco lungo chiama, secondo me. Solo mi ricordo che era donna, questa cosa me la ricordavo che era donna. Ok. Solo che infatti Va bene. dicevo, spero che non lo faccia perché probabilmente avrei mangiato lo stesso di pedone. Ok, va bene. Va bene, cioè questa posizione va bene. Questa è una francese.
Ok, va bene. Non mi ricordo E se l'ho vinta o C5 l'ho per persa forza. questa. C5 per forza. Ottimo! Qui ti ha fatto la mossa che non avrebbe mai, poi mai dovuto fare, interrompere una catena, no? Mm. E qui siamo molto felici. Ho fatto qualche errorino qua. Ok, allora questo è il tuo alfiere buono, eh? Sì. È il tuo alfiere buono, mentre il suo alfiere buono è quello che è un po' chiaro perché, diciamo, i pedoni, quelli che contano, soprattutto quello Sì. centrale, è su casa di colore opposto. Quindi magari questo piccolo ragionamento ci voleva, magari questo qui. Però scusa, no, sto Sì. vedendo che c'è... No, così in realtà gli doppi i pedoni, perché? Perché non gliel'hai preso? Perché avevi paura che si aprisse la colonna? No, proprio pensavo fosse difeso dalla donna. Ah, ok. E non me ne sono proprio accorto cioè me ne sono accorto dopo, molto dopo, cioè troppi tempi dopo me ne sono accorto. Ok. Però Allora pensavo fosse difeso dalla C7. donna. Ok, Qua ho fatto copri l'errore qui madornale, per fortuna non se e n'è pressione accorto. qua. Adesso faccio l'errore madornale che non se n'è accorto. Ok, qui. Meno male che non se n'è accorto. E qui c'aveva il dono greco. Qui secondo me ce l'aveva. Questa. No, non avevo neanche valutato quello, no? Io intendevo la perdita Ah, ok, dell'alfiere la per Camposcuro. l'alfiere. Vediamo se ce l'aveva. Alfiere H7. Sì, terza scelta. Sì, ovviamente seconda. Il pezzo preso qui. Allora, il dono greco appunto lo conosci come sacrificio? Ho visto tanti tuoi video, sì. Ok. Cioè so che si sacrifica l'alfiere per poi andare con cavallo, donna. Ok. Ma quando tutto parte sempre dal fatto che qui non c'è il cavallo difensore del re. Quindi quando non c'è quello, aspettati attacchi sul re, ma proprio te li devi aspettare. Quando poi vedi che tu non controlli neanche questa diagonale, il dono greco c'è. Perché il dono greco poi è fatto col salto del cavallo qui. È Quindi se proprio tu quello che poi è glielo successo. riesci a cambiare, ok, se qui c'è alfiere 7, glielo cambi, non funziona più. Quindi non hai il cavallo difensore, non controlli questa diagonale scura, qui c'era appunto subito questa. Se va indietro è matto qualsiasi cosa lui faccia. Imparabile. E se vai su, secondo me te la puoi cavare, ma molto difficile. Molto difficile. Qui molti giocano F5 per cercare di crearsi una via di fuga anche se c'è il cavallo. Chiaramente se ora toglie il cavallo per darti scacco da qualsiasi parte, c'è questa e non è più scacco. Quindi per quello si gioca F5 a livello difensivo. Quindi è costretto a fare presa al varco e poi magari il re si salva in qualche modo. Però è veramente difficile da giocare a livello difensivo. Sì. Ok, sì, qui hai tolto la comunicazione con l'alfiere. Ok, lui prova a farti un attacco un po' più lento. Ok, qui ti sei salvato secondo me. Ora proverà a fare questa. Esatto. Ok. Sì, qui sei costretto a Non muovere i sapevo pedoni. cos'altro fare. Sì. Appunto adesso lui sacrifica Vabbè, qui ok. Ho sbagliato. Ritorre, torre davanti, sì. Matto. Ah, matto, porca vacca. Sì. Devo scappare con re in F8. Sì. Vediamo un pochettino prima come si poteva giocare. Qua devo scappare indietro con l'alfiere in Sì, E7. o anche cambiarlo, perché adesso che lo vedo, questi qui saranno mica belli. E poi questa credo che ci voleva. Boom. Ma non ho avuto tempo di farla. Sì. Purtroppo non ho avuto il tempo di farla. Sì. Perché adesso sei abbastanza tranquillo, no? Perché il cavallo non può andare all'attacco. Non può andare. Ok, può fare la solita batteria. La può fare, eh? Fammi fare un po' di mosse così. Doppio attacco. Fa la solita batteria. E ora qui che difesa adottiamo? L'unica è G6. Ok, G6 a questo punto è bruttina per carità. È bruttina, però Ma è... meno brutto perché non ha l'alfiere nero. Quindi
E gli rimane questo problema di questo pedone doppiato, che non può difendere, tra l'altro. Beh, può spingere donna in D4. Ah no, perché c'era il cavallo. Eh sì, c'è il cavallo. Non so, così. E qui me la giocherei col pedone in più, me la giocherei tanto sulla difesa, perché comunque con 3 pezzi ci sta attaccando. Ok, vabbè, poi da giocare. Va bene, sì, qui diciamo l'errore... Ci siamo spostati tanto sull'ala di donna, avevamo tutti i pezzi... Ecco, non so se lo conosci Tutti. questo detto, se immaginati di avere una scacchiera vera, no? Se i tuoi pezzi possono stare tutti all'interno di una mano, e per esempio questi qui stanno dentro tutti alla mano, se tutti i tuoi pezzi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ah, ottimo, va bene, me lo Quindi a ricorderò. livello di Dai. equilibrio proprio di pezzi, un po' da una parte e un po' dall'altra, Sì, se ce li tutti che si prendono in una mano, vuol dire che... va bene. Ok, quindi è stato inevitabile. Vediamo quest'altra, sempre il nero. Ok. Buono questa. Buona. Buonissima. Ok, qui penso che tu vinci un pedone. Hai giocato proprio da manuale, come avevamo detto l'ultima volta. Metti l'alfiere lì, poi metti il cavallo. Chiaro, se non ti minacciava c'era prima cavallo, ma dato che poi ti ha minacciato, sei stato costretto a dare l'alfiere. Ok, qui abbiamo detto che su questa vinci un pedone. Non mi ricordo cosa ho giocato, però. L'hai visto come vinci il pedone? Sul suo alfiere Mossa e al 3, nero. Sì. mossa al nero. Cavallo D4? No, No, più facile. più facile. Pedone D per 5. Sì, di per 5. E su questa direi che... Anzi, guadagni 2 di pedoni, perché... Ma forse Poi guadagni c'è un il doppio pezzo, attacco. scusa. Guadagni proprio un pezzo, perché questo è un doppio attacco. Proprio doppio. Quindi, al di là del fatto che si guadagna il pezzo, ma gli è smantellato il centro dopo questa. Quindi Non mi sembra di c'era, aver giocato capito? questa, No, me hai la giocato ricorderò. e 6 hai giocato, sì. E 6 nella Yekin standard, ma proprio non Mai. esiste. No, mai, sì. Va bene, Sì. va bene, va bene. Se escono fuori e ti fanno altre cose, la puoi valutare, ma in questa Cavolo, è che proprio bella che standard. era D per Sì, 5. per Mamma quello mia, ti era dicevo, se ti bellissima. perdi il treno, poi è chiaro Soffro. che sì, è chiaro che entri in difficoltà. Perché qui ricordiamoci qual è il motivo di questo e qual è il motivo di tenere la tensione qui e qual è il motivo del fianchetto. È tutto di giocare su questi pedoni centrali, tutto. Quindi nel momento in cui tu gli togli questo difensore, ok, qui giustamente ti sei dovuto parare subito, e qui c'è già la minaccia. Lui ha visto la minaccia qua, ma non poteva parare anche questo. Qui game over. La faceva così. Sì, indietreggiava, però c'era il E qui catturavi di cavallo. No, di regina. di regina. Sì, infatti ho detto di regina, così era E di costretto a cambiare. cavallo si riprende il pezzo. Sì, no, di regina. Ok, di regina. E poi ti cambia e siamo felici, no? Se cambia. Ok. Va bene, vediamo com'è andata. E 6. Ok, qui c'era la possibilità, forse sì o forse no, perché poi ci sono le scoperte, quindi non so se ora c'era ancora la possibilità. Ok, attacco lì. Ok. Ah, ok, qui è arrivato il doppio noi. Ok, qui sei arrivato poi un pochettino a corto di spazio, non sapevi bene come giocare. Albersa, Sì, presumo di sì, sì. abbandonato. Ok. Sì. Sì, perché poi è veramente difficile da gestire. Vediamo questa col bianco invece. Peccato, cavolo, in effetti è vero, era bellissima. Sì, no, Ero da ci sono le manuale fino possibilità. all'inizio. No.
Non odiarla, ti prego, perché è una difesa che se la giochi Ci sto bene. provando. Ok, adesso è come questa qui che ti ha fatto lui, una sorta di Jobava London System. Lo conosci il Jobava London System? Sì, quello Ok, col cavallo che salta sì, in lui te l'ha fatta, B4. bravo, te l'ha fatta al contrario, Sì, sì, da nero. sì. E l'unica difesa contro questa è cavallo a 3. Brutto da dire, ma è cavallo a 3. Perché il cavallo da 3 difende questo punto. Scacco, ok. Deve forse Dovrebbe indietreggiare. cadere, ma deve tornare indietro. E non c'è più la... Non c'è più la... Ah, ok, sì, funziona, perdone, sì. Però adesso c'hai 6 forse. Ok, questo è un errore però. Perché adesso forse così perdeva il cavallo. Perché c'è inchiodato. Chi l'ha visto? Ok. Ho visto quel bel pedone. Ok, pedone è un pedone. Mannaggia. Va bene, va bene. Ok, su questa il motivo è questa. Dimmi che l'hai Certo, del vista. doppio. Sì, sì, mi sembra di averla vista. Ok, però ti volevi rifare qui sopra. Sì. Ok. Ok, qui sono d'accordo, a questo punto sono d'accordo. Ah! Wow, che cosa hai visto? Grande, non l'avevo vista, bella. Ho detto, ma sei impazzito? Non hai visto che c'era la donna? Bravo, bella, questa è bella. Questa è molto bella, più 4. Ah, più 4 bisogna capire se questo cavallo si salva da qui, perché sai, molte volte prendi a torre e poi quel cavallo comunque ti muore. Vediamo un po'. Torre C1, ottima, ottima torre C1. Ok, dimmi che hai salvato questo cavallo il prima possibile e l'hai riportato a casa. Ah, è morto il cavallo. No, aspetta, mi sono perso un po' di cose. Allora, su questa lui ti sta minacciando torre e cavallo. Sì. Tu giochi questa inchiodandolo, minacciandogli l'alfiere. Lui gioca questa tenendo l'alfiere. Tu, giochi ancora sull'inchiodatura, salvi il cavallo. Attacco sulla torre e sul cavallo. Cambio così perdi la torre, forse, sì. Ok, era incasinata come posizione. Madonna. E qui ovviamente, ok, giusto. E chiaramente qui ovviamente perdendo l'alfiere perdi anche il cavallo. E qui diciamo, secondo me un po' di fortuna c'è stata da parte del tuo avversario, perché questa lo stai dominando. Ok, qui col pezzo, alla fine col pezzo in meno ti sei ritrovato qua. Allora, mi è No, non so se piaciuto ho vinto o perso tantissimo. alla fine. Mi sa che le hai perse perché le avevo aperte tutte perse a sto giro. Allora, qui ti dico col più 4. Ah, avevi paura di questa, giustamente. Hai paura di questa. Esatto. E qui ti sta rompendo le balle qua e qua. Sì, in realtà non hai mai avuto tempo per ritirarlo quel cavallo. Non hai mai avuto tempo per ritirarlo. Forse adesso c'avevi il tempo, adesso. Mossa al bianco, scacco. E poi Dove cacchio mi ritiro? Che non Poi, riesco. poi avevo visto, esatto, poi avevo visto che non potevo ritirarmi da nessuna parte. Che dice il motore qua? Cavallo F3, cavallo B6. Sì, c'è cavallo B6. Ma è semplice per il fatto da toglierti da questa. Ok. Ok. 2. Sì, poi da qui in poi è stato un casino, anzi, secondo me è stato anche bravo a Ma infatti giostrarla. volevo vedere un attimo un po' più avanti cosa succedeva dopo queste Sì, cose. dici dopo il pezzo perso. Sì, volevo vedere Perché adesso lui proprio... ha 3 pezzi leggeri. Esatto. Tu hai più pedoni. Madonna, sti cavalli. Sì. Ok, tu giochi questa. Era da valutare se giocare questa per tenere i pedoni intatti, anziché questa. Che dice qua il motore? Sì, rapper di 2, prima scelta. Perché poi con i pedoni intatti poi puoi giocare questa e chiudergli l'alfiere. Capito. Ok.
È difficile da giocare. Quasi matto, perché il re... Ok. Niente, poi c'è una torre secca in più. E poi? E niente, poi cambiato i cavalli. No, mi sa che sono Torre... riuscito ad andare a promozione, forse no. Sì? No, non mi ricordo. No, No, ok. era un'altra partita. Ok, quindi volevo prendere un attimino la sala analisi. Peccato, ho fatto una bella mossa all'inizio. Bella, molto bella. E sei il nero. Sei il nero e ti gioco questa. Che giochi? Non posso mangiare. Certo che puoi mangiare. Io mangerei, poi farei D5. Ok, se ti fa questa? Farei D5. Di 5 uguale? Ah, Secondo me se lo riprende questo prima o poi. Prima perché è doppiato da solo lì. A sto punto, forse per evitare la doppiatura dei pedoni... torna indietro. Sì. E poi lo fai di 5. Sì. Ok, per esempio, di 5 io faccio così, mossa al nero. Alfiere G4. Sì. Mi sento doppio. Cosa? Ti Mi senti sento doppio? doppio in No, ti cuffia, sì. sento... Ok, a posto. Mossa al nero. E 6. Ok, va bene, si sviluppi e poi C5, cavallo C6. Va bene. E su questa... D6. E se ti catturo? Catturo di C. Pedone C. Ok, ti faccio questa. B6. Ok. Su questa. Faccio alfiere G4. Non farti fregare. L'ordine è sempre quello. Ah, ok. Pedone G6. Ok. Ok. Alfiere G7. Arrocco. Alfiere G4. Cavallo C6. Certo. Cavallo E5 col doppio attacco sul cavallo inchiodato. No. Bella. Il problema è che dopo questa è finito il giochino, perché comunque sia non ottieni nulla. Ok. È vero che c'è l'inchiodatura, ma questa para tutto. Se non c'era la possibilità di questa era bella. E se su quello alfiere E2 giocassi cavallo C4? Guadagni il No, pedoncino. l'altro cavallo. Sì. Cavallo C4, forse è uguale o forse no. Fa vedere, ti prego, perché non riesco a calcolare. Sono cavallo BC4, c'è. Forse è un attimino meglio quello in E. Un attimino, sai perché ti dico un attimino forse meglio quello in E? Perché quando due cavalli sono vivi perché si controllano a vicenda, è la cosa più pericolosa del mondo, perché salta uno, salta anche l'altro. Ah, E questo qui è facilissimo da scacciare, per dire, a parte che lo puoi dare sull'alfiere, ma di sì. norma, se questo è facilissimo da scacciare, poi questo magari potrebbe cadere, viceversa, eccetera. E se invece mandi alla scoperta un cavallino da solo, ma una volta che mi scacci questo comunque è ben saldo, ben difeso, eccetera, non ho tanta paura. Quindi c'è questa cosa qui di due cavalli che si difendono a vicenda, che sono tutti e due ballerini, è un equilibrio molto precario, però il motore alla fine gli piaceva uguale. Anzi, adesso è diventata anche migliore, preferita.
Però mi dicevi che c'è di meglio di cavallo Sì. e 5. Forse per come lo giocherei, sì. Ok. Mi viene in mente cavallo B4. Anzi, no, neanche. Cavallo, sì. cavallo, cavallo a 5 col doppio attacco sul pedoncino. Questa non è male. Questa non è male. Chiaramente se gioca così per difendere, Finito tutto. E mi sono bloccato il cavallo. Ah, perché qui ti ha fatto l'autostrada. Ok, quindi non può, devi trovare un altro modo per difendere questo, tipo forse così. l'avevo visto anche l'ultima volta, è vero? Sì, così. Tipo così per difendere, ma a questo punto, Posso fare la deviazione bravo, con l'alfiere G4. e devi per forza catturare così. Ok, bisogna capire questo poi se riesce a rimanere in vita, ad esempio, perché veramente non può andare da nessuna parte. Mm. Per rimanere in vita. E per rimanere in vita devo spostare il cavallo cioè il cavallo in B6 per far avanzare il pedone B. Sì, sì, quindi questo magari lo toglierei così, Esatto, lo toglierei in così, questo D7 lo recuperi, va bene. Intanto un triplice attacco qui, secondo me, male non anche. fa. E ancora una volta su questa, C'è quella. vedi l'alfiere alla fine come la sua funzione, cioè è proprio studiata apposta questa difesa per far sì che sia tagliente sotto tutti questi punti di vista. Secondo me, forse è quella migliore, ma poi chiediamo consiglio al motore. Era, prima di cavallo che salta subito, prima questa, perché su questa c'è questa. E secondo me se gli prendiamo un alfierino, male non fa. Ok, nell'altra versione si guadagnava proprio un pedone. Vediamo qual era la versione migliore. Scusami, su questa cavallo E5, ok, no, alfiere F3 in realtà è tra tutte la meno forte. Cavallo E5 subito, dai, cavallo E5 subito. C'è anche cavallo A5, cioè cavallo E5 subito, questa qui, Quello è e l'errore. dice prima un alfierino per, e poi su alfiere per, C'è il cavallo. pedone. Adesso, sì, adesso è tenuto dal pedone, va bene tutto. Oppure ancora questa prima e poi questa, insomma. Ecco, se inizia a cadere un pedone del centro, cioè pian piano poi cadono tutti, effetto veramente boomerang. Ok, ricordati sempre che di guardare bene cosa succede sul centro, perché qualcosa cade, eh? Perché lui Ok. avanza, ma tu gli rimuovi il difensore, eccetera, e non riesci a coprire tutto. Questi due cavalli martellano sul centro, perché martellano sul centro, l'alfiere martella sul centro, il pedone di 6 martella sul centro, dai, qualcosa gli deve cadere. Va bene. Vai, occhi ben aperti, e allora a questo punto ti lascio condividere a te la stanza, Sì. e super carichi a bomba, andiamo a giocare. Dividi. Quindi ti faccio da mental coach, mi raccomando, esamina bene i motivi dietro le mosse del tuo avversario. Non mollare, non Non mollare. mollare. Alla fine se Un'altra. vinci devi dire Adriana. Che belli Rocky, tutta la serie di Rocky a sua memoria. Ok, siamo ai bianchi, tutto Siamo i tuo. bianchi. Gioca veloce se la sai, perché proprio Guardiamo un po' di qui, tempo all'inizio. a proposito sempre di cose psicologiche, tu hai giocato a basket, Patrick? Non mi ricordo se giocavi a basket oppure no. No, cioè, nel senso, non Ok. quando andavo a scuola. Ok, c'è una differenza abissale tra un giocatore che ti palleggia davanti, un avversario che ti palleggia davanti, che si guarda il palleggio, e il giocatore che ti palleggia davanti ma ti guarda dritto negli occhi. C'è una differenza abissale. A livello tu difensivo dici, questo adesso mo gli rubo la palla. Quelli che ti guarda negli occhi e ti palleggia davanti, dici, cazzo, questo è forte, è meglio che... Ecco, è un po' la stessa cosa. Se tu muovi velocemente con sicurezza le prime mosse, gli dai proprio la sensazione di sicurezza, ed è una cosa diversa. Ok. Devo però ricordarmi anche.
Vabbè, sono sempre quelle, no? Sì, sono sempre Sì. quelle. Sempre quelle, sì, sì, sì. Pronto? Dai, tanto farà questa. O Ah ti no, mette beh, c'è l'alfiere, anche ti fa l'alfiere. quella, ti fa quella. Se ti fa quella Spero ti che dà non faccia fastidio. questa perché devo fare prima questa, allora. Bravo, sì. Devo far uscire prima il cavallo, mannaggia. Ok, dai, tranquillo, non sarà questa mossa che ci farà perdere. Dimmi che fa Sì, scusa, ti ho questa. messo pressione, ti ho detto di muovere in fretta, scusa, la prossima volta ti faccio gli affari miei. Tranquillo, tranquillo. La sta pensando l'alfiere, la sta pensando. Vabbè, tu comunque sia, Secondo me. pensa già alla prossima. Se mette l'alfiere lì, ecco, cosa Ecco, fai? gli do l'alfiere. No, scherzo. Gioca sicuro, gioca sicuro. Gioca sicuro, Usurpo gioca comunque il cavallo. tranquillo. Non ti preoccupare. Va bene, va tutto bene. Adesso lui cosa gioca, ok? Ah, Sì, queste sono le mosse tipiche. L'alfiere ovviamente non potrai più metterlo in D3, dove ti viene voglia di metterlo. l'alfiere? È qua. Sì, per forza. Eh sì. Però stavo pensando anche a questa. Ah, c'è questa cosa carina. E se fa questa, questa. C'è questa roba. Non lo so se la giocherei. Vedi te, vai tranquillo. Però lui non doveva fare questa. Quindi Gioca solido. se lui. Un giocatore più solido sulla voce di questa terra. Adesso questa c'è però. Sì, questa dovrebbe esserci. Se ti cattura di alfiere, con cosa catturi? Pedone. Cioè, catturi di pedone? Do una fastidia bestia. Sì, giusto. Tanto che lui poi c'ha questa con minaccia Sì, sull'alfiere. no, non ce l'ha in realtà, no? Che c'è questa. Sì. Se ce l'aveva non si Giro. poteva giocare, sì. Sì. Buona. Quello rompe le scatole da morire. Buona. Bravo che l'hai vista. Ok, abbiamo più Tipo su tempo un di banale lui. arrocco, non so se fare questa per preparare questa o arroccare anch'io. Pensala già. Allora lui può arroccare. Io torno indietro e potrebbe darmi l'alfiere a quel punto. Però se sposta, eccolo, Ok, deve spostare il cavallo, lo mette davanti alla regina. se lo mette qua, E se lo top. mette in E4? Esatto, Qui. lì. E... qui non saprei se darglielo e poi avere anche lui il pedone qua, tra l'altro, perché mi piace scacciarglielo così. Io penso che farò questa, anche se risulterà questo debole. Eh. C'è anche questa, però dice questo. Forse c'è prima questa, no. Perché se faccio così è lui che dà il cavallo su me. Però non gli faccio mettere il pedone qui. Questi sono i dilemmi. Allora, se tu fossi Carlsen, che cosa giocheresti? È sempre quella la domanda che devi farti. Ti vedi Carlsen che gioca F3? Te lo vedi? Può essere. Perché saprebbe il continuo. Bravo.
Però se vuoi giocala quella, perché poi ti rimarrà da lezione quando andremo a esaminare la barra dopo F3. La voglio proprio vedere. Se vuoi giocala, andiamo a vedere la barra del motore che cambia colore. Addirittura. Sì, le cambia colore. No, mi piace tanto anche questa. Sono tutte belle, ma ce n'è una che secondo me non merita neanche un pensiero. Cambio di alfieri. Non merita neanche un pensiero. Cioè che la farei subito senza neanche pensarci su 2 volte. E la Rocco sarà, secondo me. Secondo me è la Rocco, quello che dici tu. E lo stavo provando, cioè lo stavo pensando. Solo che poi dopo la spinta dei pedoni con la Rocco qui. Ah, ok, no, beh, se vuoi fare il piano della spinta dei pedoni, allora no, la Rocco non ci sta bene. Però nel rally al centro al sicuro, forse sì. Dipende come la vuoi impostare la partita, quello dipende da te, chiaramente. Ok. No, io vorrei spararli sti pedoni. Però sì, dai, già abbiamo detto giochiamo solido. Allora, tu sei un giochiamo giocatore solido. posizionale, non sei un giocatore tattico. Quindi il giocatore tattico fa G4, H4, eccetera. Quindi quando ti snaturi, è come quello lì timido che va a provarci quelle tipi snaturandosi. Allora tu non ce l'hai la faccia da, capito? Cioè, poi ci va quello lì bruttissimo che ha la faccia da ciolla e riesce a conquistare la più bella della classe. Poi ci vai tu che sei bellissimo ma sei timido e ci va, porca vacca. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Ok. Guarda che adesso vuole darmi. Allora, ragiona. Ti vuole mangiare l'alfiere se lo indetreggi? No, lui vuole farmi indietreggiare per fare questo. Però in realtà abbiamo visto che questa struttura qua è fortissima per il re, quindi quasi forse me la faccio fare, sì. Ok, calcolata bene perché andava visto una mossettina più avanti. Solo che mi cade questo. Quello. Mi cade quello. Mi cade quel pedone. Ok. Purtroppo quando tu ci metti tanto tempo per pensare, lui ha tanto tempo per pensare. Questa se l'è progettata. Quindi ha avuto tutto il tempo di progettarselo, sto infamone. Beh, la vede per forza che l'ha fatto per quello, credo. No, niente. Scusami, E io per forza. Sì, anch'io me lo sarei tenuto quello, Più che Sì. prendere H5, perché anche H5 era in presa, ma sinceramente... Ok, io penso che lui si sia un pochettino... Che cosa vuole fare? Ha spinto? C'ha qualche idea? Spinge quello? Secondo me lui vuole aprire le linee per entrare donna, Entra donna e torre. cioè, Ok, donna e lui vuole fare questo torre. giochino. Pensa 100%. È immortale? Calcola un attimino, prendiamoci qualche tempo per capire se è immortale. Spinta, mangio, donna. Ok. E vabbè, sì, andare in scappo. Ok. Quindi ce l'hai la via di fuga? Dovrei avere la via di fuga, sì, c'ho la via, non c'è più il campo oscuro, quindi io questo quanto C'hai sul campo comunque la via oscuro. di fuga, quindi non è mortale. Non è immortale, no. Ok. L'unica cosa è che sto cavallo qua adesso è una bella rogna. Sai che forse lo faccio subito re così, per mettere torre qua. Così se faccio re, spinge, torre, se lui mangia perde la torre. E a quel punto posso mangiare io. Cioè, diciamo, più o meno. Forse non è male. Ok, ricalcola, spinta in H4. Metti la torre. La torre, se lui mangia. Scacco. Ok. Vabbè, però
Vabbè, la Ah, torre è cioè, non ampiamente penso che venga difesa. donna, se viene donna qua, No, io no, mangio con no. la torre, quindi... È buona, è buona. Ok, tutto sommato il re lì non sta male, eh. No, mi dà fastidio solo sto cavallo qui. Vabbè, lo riuseremo. Eccolo qua. Se spinge il pedone, non abbiamo calcolato la spinta. Abbiamo dato per scontato che catturava. Se spinge, cattura. E Se poi fa spinge è combattere il meglio. pedone. Sì, potrebbe essere meglio se spinge, sì. Se spinge è nettamente meglio, no? Infatti. Ottimo che non può andare con la torre in H4. Con la donna in H4. Con la donna in H4. No, sì, Beh, sì, il l'abbiamo cambio... vista Lui prima. dovrebbe fare Rocco lungo, eh. Ha pensato troppo ad attaccare sin da subito, però Se non gli avesse fatto comunicano le Rocco torri. lungo era un problema. Bravo, sì. Invece il fatto che non comunicano i pezzi, le torri, è un problema per lui adesso. Anche perché adesso c'è anche questa. Adesso c'ha sotto la torre, quindi te la dà. Cioè, Sì, non per penso che la forza. ritira. Cioè, non penso che la ritira sulla colonna Adesso G. fa il Rocco corto. Ah, può fare anche Rocco corto volendo. Dubito, ma può farlo. Dubito, ma può farlo. Quella regina è bloccata, eh. Ok, già, portiamoci avanti. Quel cavallo lì, in che modo lo puoi riciclare? Fammi fare un po' di manovra sto po'. C'è questa. Perché qua non fa praticamente... No, beh, c'è anche questa volendo. Mm. Con doppio attacco. Bisogna capire più se quel pedone in G4 del nero aiuta più te o aiuta più lui. Questo pedone qua in questo momento io non lo attaccherei perché cioè, mi dà una mano Hai capito, incredibile. non ti può attaccare No, frontalmente. ma infatti io per questo ho detto c'è la manovra verso l'ala di donna, perché certo ci sarebbe questa col doppio Oh, attacco, poi ma se lui non ha rocca corto e ti puoi prendere quel pedone in più, bene, però scusami, rocco lungo, se lui però riesce veramente a roccare lungo e ti spara le torri lì, se vai fa paura prendere quel io pedone. questo intanto lo tengo sempre per move. Comunque sì, farei... Ok, ha trovato un modo Ok. alternativo di... ok, ok. Che cosa aveva voluto fare con questa mossa? Veramente nel collegamento, cioè così se li Ok. mangio. Però stavo calcolando spinta, mangio con scacco. Interessante. Perché c'è il raggi X sul re. Sì, Interessante. Se non mangia, perché calcoliamole tutte. Tipo indietreggia l'alfiere. vedete già tipo qua. Sì. Mossa al bianco. Spingo. Ok, calcoliamole tutte, perché No, come perché abbiamo questo detto, non cade. sempre è la prima che ci viene in mente. Allora, Sì, spingi il sì. pedone. Spingo il pedone. Tu giustamente vuoi fare lo scacco di scoperta con la donna, no? Giusto? Sì, Ok, se lui è furbo e ti cambia prima le torri, la donna viene deviata e non c'è più nulla di tutta quella roba sì. lì. Quindi tutte Sì. vanno calcolate. Cioè, l'idea è No, molto bella. anche questa è bella. Anche quella è bella. Sì, Forse questa. quella, ok. Questa è molto più Calcola forte. sempre il cambio torre per torre, che ti devi alla donna da dove tu vorresti che sia. D'altronde, se cambi tu, se fai tu torre per torre, lui si mette con la regina, secondo me, in una posizione molto carina, che al No, ma momento infatti... non ti può No, dare ma noia, non ti può dare neanche scacchi lì con la donna in H8. no, però non mi fa Non impazzire fa la impazzire. sua donna sopra questa qui con... Sì, sì. Cioè, io farei far cambio a lui. Ok. Secondo me, cioè io stavo pensando o a questa e dargli l'alfiere Allora, mio se il tuo alfiere forte. secondo te non serve a nulla, il suo cavallo potrebbe diventare fortissimo, ti dico falla. Allora, secondo me in questo momento c'è il suo re messo DM. E su un eventuale raddoppio dei pedoni lì, alfiere sul cavallo, come sta il suo re? Così. È bello chiuso. E forse gli dai una mano in difesa, forse, eh? Però io c'ho il cavallo così, eh. Ok, vuoi mettere il cavallo davanti ai pedoni doppiati, ok. Per quello sto dicendo. Però c'è anche questa.
E C'è qui, anche cioè, quella. può spingere, ma mi sdoppia i pedoni, quindi top. Se Ok. invece fa questa, c'è quello di scoperta con cambio donne e comunque questi si guardano. Ok. Vai, gioca qualcosa di queste che hai pensato. Calcola prima. Sì. E comunque se io gioco questa, Sì, lui spinge, mangio, sì, mangia, sì. Mossa al bianco. mossa al bianco, spingo. Se lui dovesse mangiare, mangio, gli faccio sempre lo Ok, scacco. se lui prima ti fa torre per torre, ti devi alla donna e non c'è più quella roba. Mm, mm, mm. Sì. Oh, Perché ce l'ha, quando vuole lui fa torre per torre. sì, 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 sì. Forse farei... Forse rimarrei prima al cavallo. No, alfiere. Va bene, dai, penso che non siano... Penso che questo era il piano migliore, eh? Migliore forse di C4 subito. Forse questo è più carina. Vediamo se fa torre per torre. Oh, mi senti tutto a posto? Sì, ti sento, sì, 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 sì. Perché mi è arrivata una chiamata. Ah, ok, ok. Beh, cioè, presumo faccia questa. Sì, penso che ti scambia, sì, magari Vabbè, non tanto è... io faccio sempre per move là. Va bene. Ok, Ok. perché? Esatto, provala a pensare. Qua, qua. Non gli do spazio così. Ok. Cioè, secondo me voleva mettere in comunicazione... Sì, Voleva credo che mettere in voglia fare comunicazione le due forse torri. anche un arrocco, non so, se vuoi fare un arrocco lungo Può manuale, fare così. Sì. però poi veramente dopo gli doppi i pedoni lì. Non lo so, questa mossa non aveva granché da fare, sincero, non aveva granché da fare. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Inoltre, se ti cambia le torri, non puoi neanche poi metterti la torre lì perché la torre lì sarebbe sospesa per lui. Allora, adesso su una mossa come questa, forse farei questa. Così se mi cambia le torri, se dovesse cambiarmi le torri. Anzi, no, non so. No, no, non posso dare assolutamente la mia torre qui perché se li mette là poi c'è questa. Sì, 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 quella... Se la donna arriva sul Quindi nero deve cambiare lui. Deve cambiare lui. sono guai. Che vorrei spostare la donna da qui per mettere la mia torre qua. Mm. Il punto è che non vorrei toglierla attualmente dall'inchiodatura di questo pedone. Cioè, forse farei così. Adesso sono sicuro che appena faccio questo mi mangia e sono costretto a Ok. spostare. Perché questo? Eh... Sa che devo giocare questa. Ok, gioco... allora, lui volendo... Se fa questo così. Questa non mi sembra malvagissima, solo che il punto è che se gioco questa lui poi forse ha questa.
Ti devi capire se è più forte la tua o la sua entrata lì, capito? Sempre Sì, da sì, sì, bilanciare sì, sì. quello. Ma se io gioco questo, è che, sai cos'è? Che se io faccio così, Mhm. lui va qua, Mossa al io bianco. posso dare anche l'alfiere Mhm. dove lui mangia e poi io qua c'ho il doppio attacco però. Cioè non c'è perché c'è chiaramente l'incriolatura, ma mi ritrovo poi dopo. Forse giocherei prima una mossettina così, sai? Però cavallo dopo lì. Se invece di doppiarsi subito i pedoni. Ho pensato a D2 così dopo se c'è questa Va spinta bene, non ho questa. non penso sia male questa, eh? Se lui vuole raddoppiare qua le torri. Appena la alza una, ho Ah no, fatto ok. l'arrocco manuale. E qui adesso c'è questa però. Credo proprio di sì. Adesso qua c'è per forza. Cioè, prima paradossalmente non era così forte come adesso. Secondo me, credo che adesso No, stavo sì. pensando. Ta, ta, Sì. ta. E poi posso spingere i pedoni di qua. No, questo è da fare secondo me. Questo è da fare. Ok, lui ricattura. Ricattura istantaneamente. Se invece facessi adesso donna di 4. Cosa Forse fa lui? donna di 4. Lui potrebbe spingere, ma c'è il doppio attacco qua, quindi Mhm. no. No, io forse faccio donna di 4. Attacchi a 7. Si attacco a 7, ma lui sposterà Re così. B8, sì. Però poi io ho il salto del cavallo Mhm. che vado a fargli il doppio nel caso, quindi dovrà prendere provvedimenti per forza. Però non mi sembra male. Buona. Hai centralizzato la donna, pedisci spinte, robe varie. Penso che sia buona. Penso che sia buona proprio. Ok, Re B8 per forza. Quindi su Re Allora, B8 avevi detto re B8, cavallo a. A5. Patrick, ti sei frizzato forse? Dimmi di no, ti prego. Christian. Ok, ti eri frizzato un attimino. Infatti stavo dicendo riconnessione in corso, ma come è possibile? Mi dà Ok, no, 4 va tacchi. tranquilla. Allora, stavamo calcolando cavallo A5, dicevi? Cavallo A5 Sì. e poi per C6 Ok, lui lo difenderà a C6 sicuro, come? con donna Ok. di 7 o donna e 8. Ok, mossa al bianco. Donna di 7 facciamo. Donna di 7 e io qua vado in donna B4 Ok, quasi matto, dai. cioè, tra l'altro, nel senso, Sì, sì. gli do già scacco, che il Sì. re sarà qua. Sì, non abbiamo calcolato Re B7 anziché Re B8. No, Re Re B. B7 c'è subito scacco, Sì. come hanno detto. E se fa subito donna di 7? Subito donna di 7? Sì. Mangio il pedone. Ok.
Ok, Anche perché dopo che gli vedi. mangio il pedone, c'è questa. Mm. Ok, Ah, a te la scelta tra donna e cavallo. e che dice il matto? Non so se darei. Non penso che gli vorrei dare la donna Ok, adesso da cambiare calcola. le donne. Ok, Scusami. niente, niente. Tu pensi che adesso riesci a fargli danni? Ah, ok, in questo senso. Vabbè, c'è sempre questo salto. Allora, no, se faccio questo salto, lui ha questa con attacco qui e attacco qui. E io non posso difendere. Vabbè, c'era ritirata qua, con l'attacco qua. Mannaggia. Donna qui, com'è? È brutta? L'idea? Dimmi bene l'idea. Donna B4. Per poi? Ehm, e, eh. Per avere la donna più libera qua nell'attacco. No, più libera non è sufficiente. Va bene. No, mi piace di più questa, sai? Ok, quella, l'idea qual è di quella? L'idea di questa è poi rimanovrare il cavallo qua sotto per attaccargli questo Ok, punto. ok, vuoi rimanovrare il cavallo. Eh sì, perché qua. Cioè, più che altro perché questo cavallo Sì, sono d'accordo, che ti tappa tutto, no? tappa tutto, cioè tappa la donna. Cioè, se no, spinta di pedoni, eh. Cioè, spinta di No, pedoni, spinta i pedoni. spinta dei pedoni e. Beh, la donna qua non può andare però col cavallo. Quindi forse faccio la spinta dei pedoni. Ok, sicuro che tu ci avrai una torre sulla colonna di scorza, cioè ce l'avrai una torre sulla colonna A? Sempre? Appena me la cambia, no, appena me la cambia no. Ok. E quella poi deve rimanere in H, ad evitare il matto. Sì. Quindi ok, sarà solo un attacco di pedoni in realtà, non pedoni supportati da torre. No, sarà pedoni supportati da donna, Da donna, ok. per forza. Secondo me donna 4 qui non era male, prima della spinta del pedone. Donna a 4? Sì. Dopo la vediamo, tranquillo, non voglio... Ma donna a 4 mi cadeva. Donna 4 Mi ti cadeva il cadeva... cavallo. Come non detto. Sì. Come non detto. Adesso questa però. Scusami, Sì, questa non mi sembra malvagina. forse perché vuole fare questa? Però su questa mi sa che io spingo. Lui mangia, io mangio. Se me fa questa. Perché hai messo la torre qua? Non ho ancora capito. No, non... Vuole provare ad attaccare, ma chiaramente non c'è nessun attacco lì. Perché c'è il Quindi, suo pedone bloccato. miglior difensore. Grazie. Dai, portiamocela a casa, per ora ci abbiamo un +1, però non è sufficiente. Lui non ha mobilità. Sì, poi è un più uno un po' ballerino, Sì. attualmente. Cioè non è. Però dai, il suo re sembra più in difficoltà del... Sembra molto sguarnito, per quello volevo andare un po'. Non dico l'arrembaggio, però. Cacchio di schiena. Ok, se fa davvero quella donna lì, portiamoci avanti così. Quella donna lì c'era o questa Sì? o questa. Ok. Questa non mi piace perché la donna fa venire qui. Non mi fa fare Ok. la spinta. Fare tutta la vita la Ok. spinta. Ok. Lui può Poi spingere, cioè può catturare. sì, lui può catturare. E su questa cattura io catturo. E invece. Ok.
Donna lì, perché? Cosa vuole fare? Donna qui vuole andare qua. Cosa vuole fare? Forse contiene a spingere questo pedone adesso. Ora più che mai. Però donna davanti al re. Allora, spinta in B. C'ho 2 minuti e 50. Spinta in B. Mangia. Mangio. Spinta. Mangia. Mangio. Lui cosa può fare? Niente, questo è ancora tutto difeso. Può andare qui. Questi due pedoni, cioè questo è libero, io lo spingo avanti, Cri. Va bene. Anche B5 non era male, C'era... comunque Sì, c'è che tattica nell'aria, quindi... c'è tattica nell'area, però avendo 2 No, minuti questa e è più 30, lui sicura. 4 No, minuti. questa è la più sicura. Eh, Questa è la più sicura. questa vuol dire che qua c'è una spinta con scacco. Mm. Se è supportato c'è la spinta con scacco. E mi sa che spingo qua. Ok, il pedone a 6, mal che vada se ti cambia le torri, perché io penso sempre al cambio di torri e ti svia la torre, mal che vada il pedone a 6 è tenuto dal cavallo, no? Sì, esatto. Lui potrebbe giocare questa. Sì, Se lo gioca questa immaginavo, perde. sì. Se gioca questa perde la regina, però. Sì. Non la gioca. Ok, quindi lui vuole mettere in gioco le torri, giustamente, perché si sente bello che è chiuso. Eh. Cavallo qua mi sembra molto forte. Ok, ci vuole un po' di pratica adesso. Quando sai che stai per fare gol, ma devi trovare l'azione giusta. Se spingo lui mi fa il doppio attacco. Sono fregato. Mi sono fregato. Ok, gioca qualcosa prima che scendiamo sotto il minuto. Non è male questa, non è male. Usata questa io. Ma se lui adesso giocherà questa. Sì, prima ti dovrebbe cambiare le torri, prima. Ma tanto non ha più lo scacco. Sì, però ti devia, Cioè, cioè cambiare le torri ti devia una torre, ti fa perdere un tempo. lui mangia, io mangio, lui si sposta, io mi risposto. Ah, sì. Però adesso c'ho questa. Esatto, sì, il cavallo ha lasciato spazio a quella casa che non E si è... lui deve ritornare per forza nelle retrovie. Quindi neanche gioco. lì neanche può andare. No, sì, intendo dire che deve ritornare nelle Sì. retrovie. E se mi gioca prima questa, perde addirittura la torre. Perde Perché la se gioca torre. prima. Sì, se gioca torre qua, scacco, lui deve indietreggiare. Cioè, chiaramente può andare. Ecco, Ah, in D7, sì. Sì, ok, ti ha cambiato la torre. Ok, dopo lo analizziamo che questa è molto istruttiva. Ok, metterà la torre in A8, presumo. Giusto, no? Per non farti promuovere. Sì, sicuro. Vai, mossa al bianco se fa quella. Scacco subito Ok, così guadagno intanto tempo. si fa quella. Va Se mette sul regina, bianco. mangio. No, se mette Ok. regina, chiaramente mangio di regina, scusami. Va sul bianco col re. Va sul bianco col Per re. esempio lì. Ah sì, sullo scacco. Sì, esatto, va sul bianco. Tocca al bianco che si fa. Ci stiamo portando avanti, Scacco. No, c'è la regina.
Gli do scacco qua e cambio le regine. Sempre se lui non Ok. sposta la torre qua, perché se sposta la torre qua, Ti prende il prima pedone. faccio questa. Sì, se no ti prende il pedone. Ok, lo scacchino glielo potevi dare se volevi, eh? Sì, è vero. Però volevo prima fare questa qua. Adesso si fa donna per cavallo. Che non Uguale. funziona chiaramente. Vabbè, funziona, però poi c'ho la promozione. Sì, esatto. Cioè, nel senso, mi mangio la torre, ma... Dai, dai, dai. Ok, abbiamo guadagnato tempo, eh? Sì, alla grande. Lo scacchino che guadagna tempo c'è. Sì. Adesso giochiamo subito, se non spostare, vediamo cosa fa. E poi va a correre sul bianco. Meno male, questa donna non può fare niente, cioè... Ma lui c'ha un alfiere che non ha mai giocato, cioè No, no, è un c'è pedone. È un l'effisso, pedone. sì. È perché se lo sposta gli cade il pedone, ma tanto ne devo mangiare uguale perché ci dipende. Esatto. Lui non sa che Quindi, noi glielo mangeremo mai. esatto. Quindi meglio così. E poi comunque deve fare un sacco di tempi per rimetterlo in gioco. Ok, l'ha messo lì per Va attaccare bene, 2. Boh, ma tanto noi facciamo scacco. alfiere cattivo. Sì, magari vuole fare questo per... boh, non lo so. Ma io glielo lascio anche forse. Ok. Qua c'è un altro scacco? Qua c'è un altro scacco. Io glielo do lo stesso. Ok. Occhio andare a ripetizioni, per ora va benissimo. Sì, no, però se va qua, devo fare questo. Vabbè. Fai quella, sì, quella dovrebbe vincere. Che poi c'è anche magari da considerare questa, eh. Cioè, scacco, lui ritorna indietro qui, Sì, mangio con scacco, mangia. sì. E qua posso dargli scacco di qua, però no. Niente, Ok, hai fatto bene a considerarla comunque. Ok, occhio andare a ripetizione. Lo so, eh. E se poi gli do spazio, se va di qua. Che cavolo. Ok, se vuoi una volta puoi ripetere ancora, se proprio sei a corto, però poi stop. Basta. Non posso più andare qua. Forse sì, ma non vorrei farti pareggiare, non si è mai capito una mazza, ogni sito ha le sue regole. Forse faccio questa. Faccio questa. Ok. Faccio questa. Inchiedatura. Mangio. Deve forse cambiarmi le donne adesso. Per forza. Ok. Ok, abbiamo il +1, questa te la vinci. A promozione non penso che subito riesci ad andare, però te la vinci pian piano. Qui abbiamo ancora No, altre però 30 mosse. se faccio questa spinta il re non si potrà più avvicinare. Mm, E lui non può più togliere la torre da qua. sì. Tienilo sotto pressione. Re torre così. Eccolo.
Ok, importante che metti i pezzi sul nero, fondamentale con l'alfiere bianco Sì. mettere i pezzi sul nero, ottimo. Sì, ma sotto il nero a parte quello. Ah, va bene come mossa, no? Giusto per perdere Sì, tempo. sì, per guadagnare tempo. No, perché stavo pensando anche a questa. Però c'è questa, quindi l'ha pensata. Ok, come facciamo a vincere? C'è quel pedone in A7 fortissimo e tutto. Va bene, questa nel dubbio, nel dubbio va benissimo, pedoni sul nero. Con 1 minuto e 30 come facciamo a vincerla è tosta. Si muove il re Quello che stai iniziando a sicuramente. fare, quello che stai iniziando a fare mi piace, perché il re nel finale vale, quanti punti vale? 4. 4 punti. Quindi, pezzo a 4 punti non puoi lasciarlo a casa. E dove lo fai arrivare quel re? Vediamo se... sì, sì. Hai visto cosa ha fatto? Sì. Certo, mangio e mi cade il cavallo. Ok, quindi chiaro che non bisogna Quindi è mangiare. chiaro che non mangio, quindi spingo, perché tanto Ok, se mi al costo di mangia. doppiarti, ma tanto sei sul Sì, nero, sì, sei in sì. una botte di ferro. Ok, premove pedoni doppiati? Sì. Sì, questa te la fa. Potrebbe anche spingere magari. Niente. Infatti hai visto. Ok, Poi sul vado nero, avanti. sempre sul nero, re sul nero, pedoni sul nero, pezzi sul nero. Devastante. Ottimo, abbiamo tanto tempo in più. Non ha spinte di pedoni, non ha niente. Non ha controgioco. Buona. Buona, buona, buona. Sì, vuole tipo pareggiare pensando che... Però non sa che se non faccio anch'io la stessa mossa non pareggia, mi sa. Che mi sdoppia. Meglio, 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 meglio. Ok, tu c'hai 2 minuti, Se proprio... Sì. Se proprio senti che devi ragionarci, poi puoi pensarci. Io questo pedone mi sa che non glielo mangio perché mi copre la promozione, così non puoi neanche mettere... No, beh, guarda che se mette l'alfiere qui posso mangiare. Oh. Ok, scaduto il tempo. Bella partita. Ah, meno male. Ti richiedo il controllo un attimo. Sì. Bella partita, non era facile trovare l'attacco qui, non era per nulla facile. Hai fatto però una Che bella partita. pressione. Allora, non vedo l'analisi, non vedo la schermata dell'analisi. Un attimo. Qua condividi. Forse è questa. Ora lo vedi? Sì, ok. Chiudiamo qua. Allora. Qui se facevi questa avevi paura che ti arrivava questa, giusto? Sì, vabbè, a parte che l'alfiere lì non lo faccio mai con il pedone in C3, cioè con il pedone in C2. No, non lo fai mai? Pedone in Perché C2 poi no. combatti questa, non è male, combatti questa qui. Ah, Vediamo il motore cosa dice, perché qui le 2 mosse che io farei... cioè quella non la farei a prescindere anche se il cavallo Ok, sopra C6 non ci ok. fosse. Però chiaro che Vabbè, col C4 cavallo lì proprio chiaramente. mai. Cioè col Sì. cavallo in C6 non la faccio mai, assolutamente. Ok, sì, perché C4 si gioca qui chiaramente. Ok. Qui secondo me hai giocato bene. Giocato Secondo me bene. qua c'era, adesso, no, dopo i cambi. Cioè qua c'era la spinta in G forse, o in Allora, F. in F, allora qui mi sto giocando tutto il mio patrimonio che questa qui ti fa perdere vantaggio. Prima. G4 No, però c'era. vedi G4 c'era, era G4 addirittura la c'era. prima. Però dipende sempre come vuoi giocare, Patrick. Cioè, sono d'accordo che c'è, che la prima è il motore, ma dipende sempre come uno vuole giocare. F3 ti fa passare da più 0,77 a rullo di tamburi,
più 0,31. Pensavo anche peggio. Ok. No, Beh, c'era G4. G4 H4 c'era. Però bisogna saper giocare, cioè bisogna poi saperle continuare, perché se poi non le continui ti rimangono i pedoni. Non lo so. Ma a me Perché piace il continuo di G4, H4, quelli potevano essere. io chiediamo al nostro amico qua. Addirittura qui chiedeva prima il cambio lì, ma se faccio questa. Vedi, già se non prendevi sto cavallo qui vedo già vedo del nero, però vantaggio il nero. cioè non è chiaro come, capito? Sì, C'è sì, G5 sì. nell'aria, però l'avresti giocata adesso al momento. Non so, se poi lui roccava lungo e tu ti trovavi. Non lo so, capito? Sì. Non lo so, cioè, secondo me proprio devi avere un'altissima conoscenza degli scacchi per fare questa roba qui. Ok, va bene. Quando prenderò il nome di Andrea Stella lo farò. Cioè, guarda, se vai indietro sul canale, ci sono delle partite a 3 minuti o a 5 minuti dove Andrea Stella è vicino a un suo amico grande maestro, anche lui, e giocano contro i 2007 contro i 2008. E questo è un grande maestro. Che non è italiano lui. Che non è italiano, però c'ha i capelli scuri. Perché c'era anche un biondino, però c'è con lui c'ha i capelli scuri. C'ha 2008 su chess.com e fa mosse di questo tipo, G4, H4, E4. Allora tu ti gasi, vedi quelle partite e dici, ma cavolo, questo sì che è giocare a scacchi, guarda che aggressività. Poi lo fai tu, inizi a perdere tutti e dici, ok, vuol dire che, cioè, io ti giuro, ogni volta che guardo quei video le perdo tutte perché mi gaso, ma non è nel mio stile giocare così. E Andrea Stella, per esempio, non ha quello stile lì. E se giocasse così anche lui non si ritroverebbe bene, eppure è un grande maestro. Sì. Comunque 2008, che pippa. Devastante. Lo batterei in 2 o 3 mosse. Allora, qui c'è stato l'errorino, diciamo che non l'abbiamo calcolata, o qui occorreva prima, cos'è che avevamo detto qui? Prima cambiare questo. E poi eventualmente andare qui così tenevamo questo. Sì, però lui non ha detto che mi mangiava il cavallo, capito? No, ti poteva mangiare l'alfiere col pedone. Sì, ti mangiava l'alfiere. Era quella che pensavo. Ti ritrovavi, comunque... forse questa te la tenevi un attimo e forse così andava. Sì, andava forse lo così stesso. andava. Va bene. Comunque sia Buono meglio così. Meglio così. Non è che devo vederle proprio tutte. Ok, qui però alla fine sta F4. difesa di 2 pedoni qua doppiati è stata bella forte. È devastante. Cioè, comunque non aveva così tanto spazio da poter attaccare se difeso. Sì. Allora, qui hai avuto un intuito secondo me speciale con F2, perché tu avevi calcolato, mi ricordo che avevi calcolato questa donna, e in caso di scacco qua o qua tu saresti fuggito, giusto? Sì. Voglio farti vedere una cosa che se non la sai non ti viene in mente, però qui non saresti fuggito. Supponiamo che giocavi una mossa qualsiasi, ok? Riposiziona il cavallo. Qui arrivava il matto, perché c'è questa. Ma mi faceva un po' paura, infatti per quello ho fatto prima dire. Questa, e tu dici, tanto io ho tempo per scappare. Ma va che lui ti spinge. Cioè, lui, qualsiasi cosa tu faccia... ma adesso è mossa mia, però. Vabbè, anche questa. In che modo impedisci questa e matto alla prossima? No, avrei fatto adesso in questo momento G... perché non posso andare in G2 adesso. Hai capito? È vero. Questa, cioè, il pedoncino qui, questa spinta ti toglie la via di fuga. Perché chiaro, se te la fa subito, sì. Non avevo visto questa, ma comunque mi faceva paura questa cosa. Di lasciare poi il re che scappava, capito? No, hai fatto benissimo. E invece ho detto, fammelo fare prima, cioè prendiamo provvedimenti. Questa qui è devastante. Questa è devastante. Il G3 è imparabile. Anche se metti donna qui, ti arriva comunque. Sì, devo sacrificare un pezzo, devo sacrificare l'alfiere. Sì. Quindi se hai avuto un'ottima intuizione, questa mossa ti ha sicuramente salvato, e ora questa non è più forte. Qui sei stato molto bravo. E boom. Da qui in poi non gli è mai cambiato le torri ed era giusto. Ok, qui questo piano non era male. Qui addirittura, secondo me, forse si poteva provare, a portare tutti gli attacchi possibili su quel cavallo. Almeno 3 attaccanti li mettevi, l'alfiere, il cavallo e la donna. Forse.
Forse qualcosa ne usciva Sì, fuori. secondo me magari appena muovevo il cavallo faceva a Ah, 6 sì, sì. infinito, Ah, sì, cioè. sì, appena muovevi il cavallo sicuro te lo faceva 6. Però non era male secondo me quella manovra di cavallo. C4 subito, perché qui ce l'avevi in mente C4 subito. Secondo me non funzionava perché aveva questa, vediamo se è vero. E 4 C4, no, c'è C4, La però prima. c'è il cambio di torri come dicevamo. E funziona lo stesso. Qui addirittura devi sacrificare questo, perché se gioca... Gioca Che quella? ne so, se gioca questa, che succede? Avresti avuto E4, cos'è? Perde l'alfiere? Torre di 1. Vabbè. Ok, Ah, sicuramente in vantaggio, prendeva ma un po' di pedoni. va bene. No, mi piace anche come l'hai portata avanti. Va bene. Quella torre lì non l'avevo proprio mica capito, infatti No, ma neanche lui l'ha capito. Cioè, è neanche minacciosa, lui ma... neanche lui l'ha capito. Ok, buona. Questa non se la doveva far fare. Ah, finché era qui, questa qui non era così pericolosa, No, secondo perché me. poteva mangiare di re. Ma anche di pedone, secondo me qui c'era un bello scudino. Ma nel momento in cui è andato qui, questa qui non mi è piaciuta più. E adesso sì che ha il tempo. Qui, ma sai che forse sarà andato di donna? Ok, ha cambiato idea. C'era la donna, era uscita. Guarda, l'unico che mi teneva in vantaggio era il cavallo. Ma pensa a te, perché su questa... L'unica mossa, ho trovato l'unica mossa che mi teneva in Oh mio vantaggio. Dio, c'era torre H3? Punto esclamativo? Oh mio Dio, non l'avrebbe mai vista, chiaramente. Perché? Cosa succedeva qua? Ok, non Si mangiava? la puoi catturare Ah, perché sono scacchi scoperto. Ok, non la catturi. Ok, vabbè, qui arrivava tipo il matto. Vabbè, non penso che l'avrebbe mai visto il tuo avversario. quindi ho trovato l'unica mossa che mi teneva in vita. Ok, torniamo Con il indietro. vantaggio. Chiaramente se catturavi di donna... Ops, Soddisfazioni, piccole soddisfazioni. alla grande. Vabbè, si è impalato tutto, non faccio più niente. Allora, dicevamo, cavallo. C6. Qui sì, stavo vedendo questa, ma perdi il cavallo, piccoli dettagli. Perdevo il cavallo secco. A4. Ok, qui arriva l'avanzata di pedoni. Questa ti ha aiutato tantissimo a creare il famoso punto di contatto, secondo me non la doveva fare questa spinta. E ti ha aiutato proprio a trovare il piano che facevamo fatica a trovare. Qui, guarda qui cosa succede più avanti. C'era anche B5. C'era B5, sì, qui c'era secondo me sicuro. B5, perché c'era un colpo tattico, prima. avevo visto. Ah, No, giusto. prima di A4 c'era Avevo B5. visto un colpetto tattico che era... Ah sì, scusa, c'è il matto, c'è la minaccia di matto in uno. E No, beh, quindi l'avrebbe come dovuto matto? Non difendere. c'è donna. Sì, deve mettere la donna davanti, Sì. diciamo. Sì. Però qua poteva cambiare le torri. L'avrebbe cambiata, infatti si andava prima fatto adesso prima di questa, l'aveva fatta questa. Però sì, no, 5 è buonissimo. Forse era più guarda. safe a 5. Più safe. Ecco, qui, da quando lui ha messo il re qui e la donna non riesce più in 2 mosse a romperti le balle, sai che qui la torre gliel'avrei cambiata tutta la vita. Per non perdere un tempo ad andare qua e ritornare qui. Credo che sia la mossa migliore del motore, adesso cambio di torre. Prima scelta, sì, questa qui. Perché adesso lui non ha più tempo cioè non riesce fisicamente. Quindi Certo. tu gli cambi, c'è già la torre dietro e c'è una mossa in più. Tutto qui. Cavallo B7, va bene. Ok. Ecco, qui c'era un modo per vincere, perché qui poi siamo andati un po' in stallo con gli scacchi e cose varie. Attiviamo il Perché motore. avevamo 30 secondi. Sì. B5, ok, c'era l'inchiodatura. Non l'abbiamo vista B5. Ecco, torre H1, scusami, la torre H1 era quella che volevo consigliarti. Te la volevo consigliare, torre H1. Sì, era l'altro modo per...
Ok. Niente, alla fine cambio di donne, si vince uguale. Questo è stato molto bello, l'hai giocato molto bene questo finale, devo dire la verità. Cioè non hai, sai, magari qualcuno impazzisce, prova a fare qualche spinta qui, ma non era quello il punto della partita, il punto della partita era la promozione, quindi adesso hai bloccato tutti i suoi pedoni, sei andato sul nero e no, qui hai fatto una bella partita. Sì. Bella, qui in poi secondo me era tutto in discesa. Bene, Patrick, bella partita. Gioca così, l'hai ragionata molto questa, secondo me su Grazie. alcune mosse Sono contento l'hai anch'io. ragionata bene. Aspetta, ti vedo un attimino bloccato. Aspettiamo un attimino che ritorni. Dai, si vede un po' che sto più facendo esercizi di tattica, no? No. Dai, sì, Perché non mi no. senti più? Sì, adesso ti sento, Mi senti? Sì, ti Ok. sento. No, Stavo dicendo, si vede un po' che faccio qualche esercizio di tattica in più. sì. Cioè, grazie a Lich. In tutte, sì, grande, no? In tutte queste posizioni qui, in tutte queste posizioni qui dove hai il vantaggio, hai l'iniziativa, devi trovare la tattichina, devi trovare il modo di attaccare bene, altrimenti si ribalta la situazione, no? Come a calcio si dice gol che hai mancato, poi subisci il gol perché sono tutti in attacco. Sbagli il gol, non c'è più nessuno in difesa e te lo prendi. A scacchi è la stessa cosa. Quindi, no, l'hai giocata bene, l'hai giocata bene. Contropiede, boom. Bravo. No, giocato bene. Bene. Dai. Vedrai che la prossima volta avrai un punteggio ancora più alto. Boom, amici, io spero che vi siate divertiti, che abbiate 1002 non ci arriviamo comunque mai. imparato qualcosa e niente, noi ci vediamo quindi nella prossima puntata. Ciao a tutti!